al sistema di controlli e si rischiano sanzioni che vanno da, mi pare, 400-3.000 euro. Vabbè. Sono solo in macchina, solo con voi. Non ho capito se dovrei mettere la mascherina, ma mi sembra di capire di no, quindi vi parlo senza mascherina. Ieri ci sono state le audizioni sulle linee guida per l'utilizzo del Recovery Fund, che al Senato viene esaminato dalle commissioni quinta e 14ª riunite. Si andrà a un voto in aula giovedì, voto in aula sulle linee guida. Ora, diciamo così, il documento è abbastanza imbarazzante, nel senso che è una collezione di buoni propositi, dove però naturalmente diciamo di cui l'utilità un pochino sfugge, nel senso che ti chiedono se vuoi bene alla mamma e tu gli rispondi naturalmente di sì, e chi risponderebbe il contrario. Poi dopo si tratta di tradurre in pratica, in comportamenti, diciamo così, questi buoni propositi, cioè gli assi prioritari individuati, quali progetti si vogliono effettivamente finanziare, con quanti soldi, come si ridaranno i soldi che si chiedono in prestito, tema su cui insisto molto e che nessuno, forse neanche noi, fa uno sforzo per portare sempre all'attenzione, perché è il tema fondamentale. Vi preoccupate delle generazioni future, preoccupatevi di come ridaranno questi soldi, perché questi soldi, a differenza del debito pubblico, dovranno essere restituiti. Il debito pubblico può essere rinnovato, questo prestito è un prestito una tantum. 200 ti danno, 200 restituisci. Non puoi prendere via via in prestito altri soldi per rifinanziare il servizio di questo debito. Vabbè, è stato illuminante per me assistere a queste audizioni. Trovate sul canale YouTube di Io Fausto i miei 2 interventi, uno con la CGIL e soprattutto quello con la CISL. È un breve video di credo 3 minuti che penso dovreste guardare. Perché sia la CGIL che la CISL, suppongo anche la UIL, spero di no l'UGL, ma non c'ero, ho preferito andarmene per carità di patria, hanno invocato ad alta voce la necessità del MES. Ora, diciamo così, al netto del fatto che questi le carte non le hanno lette, ma se fossero, diciamo, minimamente professionali non avrebbero portato la classe operaia italiana al disastro, cosa di cui parliamo dopo. È interessante vedere come il pensiero magico abbia contaminato tutti. È un po' il discorso delle balle che facevamo ieri. Io ho portato delle cifre nel dibattito. Il Covid ha fatto 36.000 morti finora. C'è chi dice che si rischia di averne 100.000, cioè praticamente di aggiungerne 64.000 negli ultimi 2 mesi dell'anno. Io, diciamo così, tutto può essere. Da un punto di vista statistico mi sembra un po' difficile che questo accada, e comunque 36.000 sono già tantissimi. Sappiamo che in questi 36.000 c'è l'annegato 41enne che una volta portato in obitorio il risultato positivo al tampone, sappiamo che c'è la signora 80enne di Rovigo morta di pancreatite, sappiamo tutte queste cose, ma insomma, se invece di essere 36.000 fossero 30.000, mettendo una percentuale enorme di errore, che sicuramente non c'è stata, c'è stata una percentuale di errore, questi sono tutti casi documentati, ma insomma, si tratta di una catastrofe importante che corrisponde al 5-6% dei morti totali
dell'anno scorso, d'accordo? Mi sono preso l'ultimo dato. Scusate se parlo di fredde cifre, non voglio urtare la sensibilità di nessuno. Abbiamo avuto una quantità di morti che, se fossero tutti morti Covid, sarebbero comunque il 5% dei morti, del flusso di morti annuale in Italia, che è più o meno stabile nel tempo, come è stabile la popolazione. Le nascite stanno diminuendo per motivi ovviamente strettamente legati alla crisi economica, perché si tende a non fare figli se non si ha la mente serena e se non si sa che cosa dargli da mangiare. Insomma, questo mi sembra abbastanza chiaro. A fronte di questo, negli scostamenti di bilancio sono stati previsti 6.920 milioni di euro di spesa sanitaria in più, diciamo 7 miliardi. Considerando che il Fondo Sanitario Nazionale, cioè il totale, diciamo, della spesa pubblica per sanità, adesso io mi esprimo un po' approssimativamente per farmi capire, vado a spanne, ma è di circa 120 miliardi, questi 7 miliardi sono pure loro qualcosa fra il 5 e il 6%, il che significa, detto in modo un po' cinico, me ne scuso, mi dispiace ricondurre la tragedia della morte di un congiunto a un numero, soprattutto considerando il fatto che grazie alla simpatica dittatura sanitaria queste morti, già di per sé dolorose, stanno avvenendo in condizioni particolarmente tragiche, si sono negate le esequie, si sono cremati in fretta e furia cadaveri senza minimamente acquisire, penso, neanche il consenso dei parenti, e anche in spregio al fatto che, diciamo così, essendo questa una malattia che si trasmette per le vie aeree, ai morti si può imputare qualsiasi difetto, anche se sapete che non lo si dovrebbe fare per motivi di eleganza, ma un difetto che i morti sicuramente non hanno è quello di respirare, e quindi non si capisce da che cosa si potesse arguire che queste salme fossero particolarmente contagiose, ma insomma. Comunque mi dispiace ricondurre a un freddo numero, però diciamo la risposta dello Stato italiano è stata perfettamente coerente, cioè 6% di morti in più, 6% di spesa sanitaria in più. Può non essere un criterio, nessuno dice che ci debba essere una relazione lineare. Attenzione, 6% di spesa sanitaria in più spalmata sul prossimo triennio, sono 6.920 miliardi in 3 anni, di cui 4 il primo anno. Naturalmente questo è un criterio, come dire, assolutamente impressionistico, ma che ha un pregio, quello di essere, diciamo, minimamente coerente come ordine di grandezza. E questi 7 miliardi di cui vi parlo hanno 2 caratteristiche che ce li rendono, diciamo così, simpatici, oltre a quello di essere proporzionali all'entità drammatica del fenomeno che si è manifestato. Punto primo, sono stati appostati in bilancio e quindi possono essere spesi. Punto secondo, sono stati già raccolti sui mercati e quindi ci sono, per cui possono essere spesi. Perché vedete, diciamo così, lo Stato funziona in questo modo, cioè le democrazie liberali, ma già le stesse monarchie costituzionali, funzionano nel modo seguente, che lo Stato, per spendere, ha bisogno dell'approvazione della legge di bilancio. Questa era la grande novità istituzionale che faceva estasiare Stendhal all'inizio del XIX secolo, il fatto che ci fosse un Parlamento, che a quel tempo era composto in parte di nominati nella Camera Alta e in parte di ricchi nella Camera Bassa, che potesse votare la legge di bilancio, perché se una cosa non era stata approvata in bilancio non poteva essere spesa. Questi 6.920 milioni, cioè questi 7 miliardi, sono 6,92, scusate, lo dico perché c'è sempre qualche... sono stati appostati in bilancio e sono anche stati raccolti sui mercati. Vi faccio un esempio banale. Una sola asta di titoli di Stato, quella del BTP Italia di maggio, ha tirato su più di 21 miliardi. Quindi con una sola asta
abbiamo fatto 3 volte i fondi necessari per coprire un aumento della spesa sanitaria proporzionato all'entità delle morti direttamente collegate al Covid, sia pure con errori di misurazione come quelli che vi ho detto. Torno a dire che tutti questi criteri sono opinabili, ma almeno sono dei criteri e c'è proporzionalità. Allora io vorrei capire dai sindacalisti della CISL lo capisco dopo l'incrocio, perché vorrei anche capire come passa l'incrocio. Vorrei capire dai sindacalisti della CISL quale sarebbe la necessità di indebitarsi per 36 miliardi per fare delle spese che non potremmo fare poi materialmente per almeno 2 motivi. Premetterei però un ragionamento sull'entità delle cifre che, secondo i sindacalisti della CISL, quelli che finora hanno difeso così bene i lavoratori, no? Perché i lavoratori stanno benissimo in Italia, la quota salari è andata precipitando dagli anni 80 ad oggi, ma i lavoratori stanno benissimo e sono molto grati ai loro sindacalisti, tant'è vero che non si iscrivono più ai sindacati, che ormai sono diventati una sorta di circolo ricreativo per pensionati, i quali evidentemente si sentono tutelati nei loro interessi, ma chi lavora invece no, e un motivo ci sarà. Allora, vorrei fare la premessa che è questa: 36 miliardi sono un quarto, anzi, perdonatemi, peggio ancora, sono un terzo, se lo arrotondiamo a 40, 3 per 4, 12, sono un terzo del Fondo Sanitario Nazionale, un terzo di quello che si spende, cioè aumentare del 30% la spesa sanitaria. Ora, se 36.000 persone, 36.000 tragedie, 36.000 famiglie straziate per la morte e per come questa si è verificata dei loro cari sono il 5% dei morti, questo significa a spanna che il 95% delle persone morirà di qualcos'altro, no? Di freddo forse, come nostro Signore secondo la CISL. Vi sembra normale dedicare il 30% delle risorse a una patologia che è gravissima, ma che incide in questo modo sul totale della mortalità italiana? Cioè, quindi allora patologie vascolari, no? Il classico infarto, tumori di tutti i tipi, colon retto, polmoni ovviamente, perché diciamo si fuma, si vive in città inquinate, insomma, tutta sta roba qui, non ci siamo mai accorti che questa era un'ecatombe? La accettiamo. Vabbè, sono scelte politiche, no? Accettare, diciamo, dimmi che ecatombe accetti e ti dirò chi sei, insomma. Qui c'è qualcosa che non mi torna, ma è chiaro che c'è una mancanza di proporzionalità, o c'è semplicemente che il sindacalista della CISL viene a fare la sua, diciamo, se posso, non vorrei sembrare eccessivamente insultante, ma insomma, la sua, un pochino sì, ma eccessivamente no, la sua marchetta pro-MES, perché gli hanno detto vai lì e parla bene del MES, senza che lui sappia né quanti miliardi sono, né quanta è la spesa sanitaria, va lì, lo dice, torna a casa e gli dicono bravo. Cioè, io non vedo altra spiegazione, perché non... Poi, allora, al netto della totale sproporzione dell'entità dei fondi richiesti, no? Vorrei sottolineare un altro punto. Questi soldi non possono essere spesi per 2 motivi, uno dei quali legato alla sproporzione. Ancora non entra in testa alle persone quello che è scritto nelle carte fin da marzo e che noi abbiamo detto, cioè non è vero che questo MES è senza condizioni, questo veicolo, questa forma di prestito erogata dal MES è senza condizioni. La condizione c'è e, come i numeri che vi ho detto indicano, è una condizione piuttosto difficile da soddisfare, perché significa
perché è la condizione che le spese da finanziare siano direttamente collegate al Covid. Allora tu non mi puoi fare un 30% di spesa sanitaria in più per una cosa che ha fatto un 5% di morti in più e che ti ha saturato, quindi occupato le strutture sanitarie. Devo pensare in proporzione. Cioè, in altre parole, per spendere 36 miliardi per rifare gli ospedali, dovresti inventarti che, non so, il Policlinico Umberto I di Roma lo chiami ospedale Covid e gli rifai l'intonaco, operazione che, almeno quello esterno, operazione che aspetta da 50 anni, prima che cadano i calcinacci in testa non tanto ai degenti quanto ai passanti, che poi non possono essere ricoverati dentro l'ospedale perché è pieno, d'accordo? Ma naturalmente poi non è che non ci saranno dei controlli, ci sarà il controllo. Sono spese legate al Covid? E la risposta dovrà essere necessariamente no. E quindi scatteranno tutte le tagliole, la restituzione immediata dei fondi, il programma di aggiustamento e tutto quello che sappiamo e di cui abbiamo parlato diffusamente. Nel caso ci siano dei sindacalisti all'ascolto, non lo ripeto perché tanto è evidente che non lo capirebbero, ma insomma, amen. Va bene? Chiaro? Quindi è l'entità stessa del prestito richiesto che fa capire che non potrebbe essere giustificato come spesa Covid e che quindi non rientrerebbe nelle condizionalità che esistono e che richiedono che i soldi vengano spesi unicamente per spese collegate al Covid. Non solo, ma affinché questi soldi possano essere spesi in uno stato, diciamo così, minimamente ancora desideroso di dotarsi di una parvenza di istituzioni come è l'Italia, bisogna che quelle somme siano appostate in bilancio. Allora, questi signori che non hanno battuto ciglio, non hanno fatto un fiato, sono totalmente scomparsi dal radar mentre gli ospedali venivano chiusi. Queste persone che hanno fatto, credo, un'ora o mezz'ora di sciopero per il Jobs Act, che sarebbe una cosa di cui forse si dovrebbero interessare più che degli ospedali, sta gente qua, no? Dove era quando sono stati fatti gli scostamenti di bilancio? In generale, dove era quest'anno? Chiusa in casa, ha chiesto che venisse aumentata del 30% la spesa sanitaria? No. E allora, se non lo ha chiesto, in bilancio c'è un mero aumento del 5%. Ci siamo? Non so se mi capite. Se veramente ritenevate che fosse indispensabile prendere in prestito soldi per riaprire tutti gli ospedali che l'Unione Europea ci aveva fatto chiudere, questo ovviamente è un ottimo obiettivo, ma allora avreste dovuto chiederlo. Invece voi chiedete solo che l'Italia, cioè che i prossimi governi, quelli di cui voi siete nemici, come siete nemici dei vostri iscritti, come siete nemici dei cittadini italiani, chiedete solo che lo Stato si indebiti, senza che abbia la possibilità di spendere questi soldi, sia perché sarebbero destinati a scopi inconferenti con le condizionalità del trattato e del contratto MES, sia perché non appostati in bilancio. Io sinceramente trasecolo. Però capisco, diciamo, in questo delirio, questo che apparentemente è il delirio di un poverino mandato lì a dir qualcosa, qualsiasi cosa, perché gli è stato detto di dirlo e quindi lo dice, insomma, senza sapere cosa sta dicendo, in realtà, nonostante oggettivamente sia o possa sembrare un delirio, riconduce a razionalità una serie di fenomeni. Perché, perdonatemi se lo sottolineo una seconda volta, ma con sindacalisti così preparati, il senatore Cangini mi stava sorpassando a destra, non si fa! I rapporti nel centrodestra sono complicati.
Dunque, se i sindacati hanno questo livello di preparazione, allora si capisce in che modo sia stato possibile che i lavoratori italiani si siano presi la lessata che la quota salari indica, quella quota salari che tante volte abbiamo analizzato insieme sul blog. Per carità, il sindacalista dirà che la colpa è del padrone cattivo, e noi gli siamo vicini in questa spiegazione autoassolutoria del perché gli iscritti al sindacato hanno patito una grave menomazione dei loro redditi. Però, dopo un'audizione come quella di ieri, sono disposto a valutare anche l'ipotesi che, diciamo così, quello che è successo in Italia ai lavoratori sia anche il risultato di un sindacato non eccessivamente preparato sui temi che dovrebbero interessarlo e non eccessivamente schierato dal lato di quelli che dovrebbe difendere, anche perché questi 36 miliardi, ove mai arrivassero, dovrebbero essere restituiti non dai padroni cattivi, ma dai lavoratori buoni, nella retorica del sindacato. E quindi, cari sindacalisti, non state facendo un favore ai vostri iscritti. Quando i pensionati, non per Covid, diciamo così, trapasseranno come tutti noi trapasseremo, perché tutti noi siamo di passaggio su questa terra, e vi resteranno solo i lavoratori, o vi resteranno i pensionati con la pensione decurtata dall'Europa, anche voi scomparirete. La cosa non mi rallegra, è giusto che ci siano dei corpi intermedi, ma i corpi intermedi devono funzionare bene, e un corpo che non funziona bene, diciamo così, diventa una patologia, e quindi è giusto che il corpo sociale lo espella. Buona espulsione e a risentirci per altre tristi vicende.